Va ora in onda L'Avvocato risponde. Eccoci, buonasera a tutti, ben ritrovati all'Avvocato risponde nel consueto appuntamento del giovedì sera. Con me c'è l'Avvocato Leonardo. Buonasera a tutti, bentrovati. Siamo di nuovo insieme. Purtroppo siamo ancora in diretta, ma presso lo studio qua di Corso Magenta, esatto, perché effettivamente oggi è stata un'altra giornata un po' così e purtroppo anche per questioni logistiche non siamo vicinissimi alla radio. Esatto. Non siamo via, oggi mi sono fatto già quasi 100 km di scooter e quindi oggi non ce l'ho fatta, però arrivare il prossimo giovedì promesso che sarò giovedì lì. prossimo saremo in sede. Comunque sì. Ciò non ci vieta di parlare lo stesso delle vostre problematiche, e questo non vieta a voi di chiamarci, mi raccomando, noi lo diciamo sempre, chiamateci, perché l'obiettivo della trasmissione è quello, 0292947222. Esatto. Ormai lo so a memoria, sì, anche perché non è difficilissimo da imparare, no, è dirsi un po' anche uno abbastanza, scioglilingua quasi. esatto. No? Adesso voglio essere al tuo livello. Ma io sono un po' appoggiato, che sto un po' col computer, che sto mandando intanto allora, oppure se volete anche scrivere un piccolo WhatsApp, ci fa piacere, 340 6709 659. La scorsa puntata si è parlato molto di tu con la collega Colombo, spero che abbiate apprezzato, abbiamo variato le nostre tematiche, perché ci occupiamo anche di condomini, di procedimenti cautelari, anche di procedure per ATP in condominio, immobiliare, insomma, voglio ricordare a tutti che le nostre materie variano molto, non è solo previdenza. Noi poi diciamo che concentriamo nelle puntate molto appunto la tematica previdenza, perché è molto ampia, perché è molto interessante e perché le richieste sono all'ordine del giorno, quindi sono tantissime. Certo. E quindi vogliamo darvi delle indicazioni, dei suggerimenti, qualora vi siano capitati casi analoghi, per come potervi tutelare appunto nei confronti in generale della pubblica amministrazione. Oggi abbiamo avuto una bellissima notizia stamattina, l'avvocato Leonardi insomma ha tenuto l'ultima udienza, di trattazione, per esempio a Monza, perché noi appunto lavoriamo un po' in tutto il territorio italiano, e questa era una delle cause di cui ci siamo occupati in generale, doppia contribuzione, che riguardava la doppia contribuzione. Avevamo fatto anche delle puntate relative a questo tema. Siamo molto contenti perché comunque la sentenza ci dà assolutamente ragione. Primo grado, primo grado, però comunque è una sconfitta da parte dell'INPS abbastanza clamorosa. Pensate che restituzione, abbiamo le spese a nostro favore e soprattutto invia una risposta a breve. Esatto, abbiamo una chiamata, quindi Massimo ti interrompo subito. Vai. Pronto? Con chi parliamo? Buongiorno, sono Luciana Savona. Buongiorno, signora. Vorrei rivolgervi una richiesta di chiarimento, se fosse possibile, per una questione condominiale. Certo. Dunque, in breve, io ho acquistato un appartamento in un condominio dove di pertinenza vi è anche una specie di magazzino a un piano sotterraneo, -2 addirittura. Sì. Ok, era di pertinenza, quindi ho tenuto anche quello. Ok. Per accedere a questo dunque, il condominio è composto da diverse scale. Io faccio, per esempio, scala B. Il mio questo magazzino è sotto la scala A, quindi al -2 della scala A. E io per avere accesso devo scendere al -2, proprio allo stesso piano, e utilizzare quelli per accedere. Quindi io non ho le chiavi dell'ingresso della -2, ok, però all'interno sono tutti collegati dei vari piani dei garage. Quindi il -2 è il garage dove è un terzino, eccetera. Allora io continuamente entro e esco per le mie esigenze, però vedo che io non posso e non devo e non ho motivo di utilizzare né le scale né l'ascensore della casa della scala A del condominio, perché non saprei da che parte, potrei forse potrei utilizzarlo dal piano dove ho io questo magazzino, ma che a me non interessa, perché io non vado. Potrei usarlo solo per andare a far visita a qualcuno laddove conoscessi qualcuno, che per il momento non conosco. La domanda è: siccome mi viene addebitato anche in modo salato
il costo delle luci, quelle posso capire, perché anch'io accendo la luce del pianerottolo quando arrivo, ovviamente. Però la scala, quindi le pulizie delle scale e l'ascensore mi viene addebitato. Sì, chiaro. A me, volevo solo sapere se è una cosa giusta o meno. Perfetto, signora, la ringrazio della testimonianza. Adesso glielo riferiamo subito al nostro suggerimento. Grazie mille, ci chiami ancora. Grazie della telefonata. Non abbiamo chiesto da dove. Da dove? Da Savona? Un altro cliente da Savona. Io chiamo da Muggiò, Monza Brianza. Muggiò. Perfetto, siamo grazie. Vicini, allora, signora, deve sapere che... Dica. Deve sapere? No, lasci pure la telefonata, signora, se no poi rispondiamo. Grazie. Salve. Allora, innanzitutto il magazzino è bene giusto cristallizzare il punto che è un bene condominiale, quindi è una parte comune. Quindi poi bisognerebbe vedere il regolamento condominiale, però quasi certamente è una parte comune, perché possono, diciamo così, accedervi tutti i condomini. Però è pur vero che la signora giustamente è in una posizione logistica del condominio per il quale non gode appieno, per esempio, dei servizi che vengono addebitati, Esatto. per esempio la pulizia e tutto. Quindi sicuramente potrà richiedere, noi abbiamo avuto un caso analogo, potrà richiedere una rimodulazione delle spese, cioè non è possibile che lei paghi come il condomino che ha praticamente il magazzino nello stesso piano del magazzino, dove lui accede alla scala e giustamente deve fare tutto un percorso strano, no? Particolare per accedere. Quindi di fatto non gode di tutti quegli spazi comuni per accedervi che gli altri godono. Le spese devono essere compresse, rimodulate, e le sue devono essere compresse. Può chiederlo e nel caso... Può chiedere all'amministratore attraverso l'utilizzo di un geometra, spesso viene un geometra, un perito, viene ovviamente a riconteggiare quelli che sono i millesimi, e in questo caso anche correlati, perché i millesimi determinano anche le spese condominiali. Però i suoi millesimi sono diversi tecnicamente da quelli di un altro, come ho detto, che è in una posizione diversa. Quindi lei potrebbe sicuramente chiedere una rimodulazione delle spese, che l'amministratore deve assolutamente accettare, altrimenti poi ci può anche chiamare, vediamo di aiutarla. Benissimo. Grazie per la telefonata, bella domanda anche questa. Ci fa molto bene. Tornando all'argomento di oggi, allora dicevamo, noi stavamo parlando appunto dell'udienza. Esatto, ma allora è un'udienza... Ma sì, contento, a volte io sono molto contento, a volte però noi trasmettiamo, io certo ero convinto, perché nell'ultima discussione, allora sapete signori, la cosa importante è ovviamente leggere anche un po' il giudice. Leggere vuol dire interpretarlo. Allora, nell'ultima discussione testimoniale che abbiamo fatto, devo dire che dal mio punto di vista, poi bisogna sempre stare attenti a dirlo al cliente, perché sennò poi se non ci azzecchi poi porta male. Però dentro di me ero sicuro, perché ha dato 2 o 3 messaggi molto chiari. È stata risolutiva in primis, cioè quindi vuol dire che aveva già deciso, e poi su certe domande che ha fatto mi aveva fatto presagire il concetto che aveva completamente sposato la nostra tesi. Capito. E infatti la sentenza l'aveva già scritta, come spesso accade. I giudici a volte dicono le sentenze le scrivono già, cioè nel senso loro hanno già deciso, no? Poi fissano l'udienza di trattazione finale, ma il dispositivo della sentenza, tant'è che ce l'ha già notificata oggi, quindi evidentemente l'aveva già preparata, tant'è che oggi non c'è stata neanche una discussione, perché io mi sono riportato agli atti. E non c'è stato nessun tipo di decisione. Anche questo mi ha fatto capire che aveva dalle idee chiare. La cosa fondamentale è che oltre ad aver vinto e quindi averci accolto la tesi della cancellazione della Cassa Commercianti, udite udite ha disposto la restituzione dei soldi versati alla Cassa, quindi è una caporetto per l'INPS. Dobbiamo probabilmente aspettarci che la sentenza verrà appellata in secondo grado, perché è una fa parte del gioco, ci mancherebbe altro, avremmo fatto lo stesso. Siamo sicuramente positivi, convinti. E questo è un buon messaggio, perché lo dico a tutti i radioascoltatori che, come spesso accade, sono soci amministratori, e come spesso accade, magari non conoscendo bene come funziona la contribuzione, tendono a versare entrambe le casse, chiamiamole così, cioè entrambe, scusami, le gestioni, la gestione separata e la gestione commercianti. Se però sono soci amministratori, e si può dimostrare questo, che non hanno un ruolo vero e proprio, operativo, ma hanno un ruolo più di
marginale. Come l'amministratore, che è apicale. Certo, svolge funzioni dirigenziali, svolge funzioni Poi è chiaro che di coordinamento. l'ultima parola spetta a lui, però comunque ha altre funzioni, poi ci sono altri ruoli, altri dipendenti che appunto svolgono altri tipi, c'è chi si occupa del marketing, chi di altre appunto l'amministrazione, quindi in realtà in questo contesto... Voglio leggere proprio parte della sentenza perché è interessante. Il presupposto per l'iscrizione alla gestione commercianti, leggo proprio la sentenza, è quindi chiaramente individuato nello svolgimento di un'attività commerciale o artigianale, ove la partecipazione personale al lavoro aziendale si manifesti e si svolga in maniera abituale e prevalente. Vedete come il giudice ha poche parole, a fronte della percezione da parte del socio di società, che sia anche amministratore, di un compenso riconosciuto in sede assembleare, può determinarsi la duplicazione dell'obbligo di contribuzione con l'iscrizione alla gestione commercianti per lo svolgimento del lavoro aziendale, solo appunto quando l'attività è in via prevalente, se no si paga o una o l'altra, non si pagano tutte e due. Molto semplice. Sarà una doppia imposizione, infatti. Quindi poi va avanti e quindi quest'ultima connotazione destinata a rivestire una valenza centrale nelle controversie, ecco appunto dice possono assumersi secondo il tema di iscrizione alla gestione come i requisiti congiunti di abitualità e prevalenza, ha sposato una Cassazione che noi abbiamo citato, in seno all'impresa, al netto dell'attività eventualmente esercitata in quanto amministratore, indipendentemente dal fatto che il suo apporto sia prevalente rispetto agli altri fattori produttivi. Tale eccezione del requisito della prevalenza meglio si attaglia e via dicendo, volto a valorizzare l'elemento del lavoro personale. Quindi quando c'è un lavoro personale si paga la gestione commercianti, se no, no. In società noi strutturate è evidente che non si paga. Cioè, scusate, ma se no uno sta da solo a fare l'impresa, non è che assume 50 persone. Pensate che in una sentenza abbiamo perso il primo grado in appello, che noi diciamo che quando perdiamo era identica a questo caso, e su Milano abbiamo perso, ce l'abbiamo ancora Stavo per dire, l'abbiamo ancora qua. Più che altro, ecco, questo che sia chiaro, è ovvio che in questo caso Tribunale di Monza, lo stesso caso c'è stata una sentenza favorevole. Identico. Questo noi è l'imponderabile, noi ovviamente di fronte ai giudici che possono decidere come meglio. Sì, poi è anche vero che insomma la materia è abbastanza, diciamo, libera interpretazione. Sì, infatti io oggi ho detto poi alla collega, cioè io dico ma le sezioni unite, ma voglio dire cosa stanno a fare? Cioè che buttano fuori una sentenza, brava, cioè, anche perché è un elemento, cioè adesso non è che noi diciamo non paghiamo le tasse, cioè qua vogliono due casse prependenziali, cioè follia. Di pagarne una, faccia una sentenza alla Cassazione dove dica in presenza di un dipendente, più di un dipendente, metta dei paletti seri, dei requisiti, ma non soltanto anche quello, mi viene da dire però anche senza dipendenti, ma se il contribuente, l'amministratore dimostra che per esempio ha fatture di consulenza del commercialista, dell'avvocato, che poi è quello che abbiamo dimostrato. Quello che abbiamo dimostrato anche in un'altra situazione. Allora sì, insomma, devono essere secondo me dati dei paletti, perché se no si va avanti a fare cause infinite. No, esatto, poi oltretutto si riempiono anche i tribunali. Come diciamo sempre, però mi piace dire ai nostri radioascoltatori che molti saranno impauriti perché come sappiamo spesso purtroppo le persone magari rinunciano anche a un diritto per paura dell'aula di tribunale, o perché magari non se la sentono, o perché non vogliono spendere soldi, però vedete questa persona che peraltro conosceva l'altro caso, che era una persona, un amico, in realtà se l'è sentita lo stesso, nonostante nell'altro caso appunto non abbiamo avuto invece una sentenza favorevole, e ha fatto bene a crederci fino in fondo. Però è anche vero, cioè, che per esempio un'altra cosa però bisogna anche insistere, perché noi per esempio nell'altro grado mi ricordo che abbiamo proposto la Cassazione e lui non aveva accettato. Sapete quante sentenze vengono ribaltate in Cassazione? Sì, no, infatti. Cioè, io ho detto prima, ho dato una bacchettata ai giudici delle sezioni unite, però è anche vero che se non fai Cassazione, ricorso in Cassazione, c'è dubbio che, cioè, quindi in quel caso purtroppo il contribuente, ma anche per questione di fondi, voglio assolutamente criticare, è una scelta personale. Sicuramente la Cassazione è uno dei giudizi. Sì, però ecco, quello che voglio dire non è che se tu hai perso il primo o secondo grado perdi anche la Cassazione. Io direi non mollare, no? Esatto, cioè, visto anche in tanti e soprattutto casi. Fidatevi anche di quello che dice l'avvocato. Noi avevamo delle ottime ragioni, cioè noi proponiamo un ricorso in Cassazione, non è che siamo impazziti, cioè vediamo che effettivamente ci sono gli elementi, quindi cioè, qua è la legge, ricordiamoci che i ricorsi per Cassazione vengono fatti in maniera rigorosa, vengono consentiti solamente su violazioni in termini di legge. Qua la violazione di legge c'è, perché la prevalenza e l'abitualità non era stata assolutamente verificata. Non si cambia il merito. E quindi la Cassazione però dà ottimi strumenti per attaccare, quindi bisogna crederci, perché sennò è bravo, è questo il messaggio che voglio lanciare, che voglio far passare, perché è noto anche a livelli
cioè anche in altre materie o comunque insomma nella previdenza che mi Certo. riguarda, cioè noto comunque una certa reticenza, una certa paura. No, ma avvocato, ho letto su ChatGPT, no, ma avvocato, ho letto, fatto, detto. A parte che i fai da te noi li sconsigliamo sempre perché sono assolutamente deleteri, specialmente in materie molto tecniche come questa, Certo. che come sapete, lo diciamo sempre, presuppongono appunto delle preparazioni tecniche, anni di studi, anche collaborazioni con esperti, consulenti, quindi non ci si inventa, non ci si improvvisa avvocato previdenzialista, ma come Certo. neanche di altre materie. A maggior ragione nella previdenza. Quindi per favore lasciate parlare e ascoltate una volta che affidate il mandato. Certo, se no non ne veniamo più a capo, No, ma magari, ecco, io capisco che l'intelligenza artificiale possa dare una mano immediata, però, e magari gratis anche, Sì. però, cioè, Però non avete, come dire, le competenze, se non siete avvocati o giuristi, per comunque capire come sì, ma applicare. poi come tutte le cose, anche la tecnologia, cioè ovviamente noi usiamo, anzi noi adesso scriveremo anche sul mandato, è giusto anche Sì. adeguarlo, che utilizziamo l'intelligenza artificiale, ma ne siamo ben Sì, ma contenti. appunto utilizzarlo. No, ci sto arrivando, infatti, cioè è come tutti gli strumenti tecnologici in mano a dei professionisti, Esatto. sono ottimi se ovviamente uno lo sa utilizzare. Quindi è un po' come se a me danno in mano, non so, una radiografia o uno strumento medico, Ecco, e con la tecnologia massima non è che mi metto a operare, è la stessa no, cosa, esatto. cioè nel senso è identico. Anzi, rischi di fare Con lo strumento tecnico a disposizione, che l'intelligenza artificiale è veramente fantastica, per certi aspetti è veramente straordinaria, anche perché ti fa ragionare in modo diverso, ti aiuta a sviluppare dei concetti che tu non avresti, tra virgolette, in mente, però va utilizzata con molta destrezza. esatto, e poi soprattutto con molta anche attenzione, con la parola giusta è attenzione, perché comunque può portare anche all'errore determinate volte. Quindi attenzione sempre al ChatGPT, all'alta intelligenza artificiale, perché ripeto, sono ottime come primo aiuto. Magari ti arriva magari esatto, no? Ma dico, posso immaginare il signore, gli arriva una multa, fa la fotografia, la mette su ChatGPT e ti dice cos'è. Vabbè, in quei casi Ecco, lì magari sì. e questo Spiegarti che cos'è. brava, e questo consente anche comunque di apprendere molte nozioni che noi non conoscevamo. L'altro giorno mi è capitato un guasto in casa, ricordo, alla lavatrice, vi posso assicurare. Bene, io sono andato nella mia lavatrice che non girava più il cestello, ho fatto una fotografia, ChatGPT, e ho detto cosa può essere? 1, 2, 3. Mi ha intercettato il primo, che era la rottura della cinghia che fa andare. Mi ha detto smonta dietro, la cinghia era fuori. È smontato. Ho smontato la cinghia, cose che io faccio fare tante cose, ma l'unica cosa che non so fare sono queste, non ho pazienza, e non sono ovviamente, per il discorso che io ho detto prima, che diciamo prima, chiamo un professionista. Però è anche vero che sinceramente per chiamare un idraulico per una cosa di questo tipo che chiede 100 euro, ho detto mi provo a vedere. Effettivamente era una banalità. Bene, questo è l'esempio che la tecnologia, grazie a ChatGPT, ho scoperto che questo tipo di guasto era dovuto, ecco, io avrei chiamato in altre situazioni l'idraulico, sarebbe arrivato, avrebbe fatto 2 minuti, ma che avrebbe chiesto 100 euro. Quindi, in questo caso sei stato... ho aperto ChatGPT, ho detto la cinghia, ragazzi, era fuori bordo, e mi ha insegnato anche come metterla su, con una fotografia, un'immagine, una cosa straordinaria. E non c'è di più, poi l'ho messa a posto, poi è ancora andata fuori banda, e dopo mi ha detto se succede ancora vuol dire che è da sostituire. Certo. Mi aveva già individuato il modello, io sono andato su Amazon e ho preso la cinghia. Cioè, tutto velocissimamente. Tutti velocissimamente, e tutto in maniera straordinaria. Ecco, in questi termini va bene l'intelligenza artificiale, se riceve una multa per sapere cos'è, però poi effettivamente se è qualcosa di complicato, immaginiamo che ci fosse stato un altro guasto, io avrei chiamato ovviamente. Chiaro, poi magari su queste cose più materiali, così, cioè, c'è anche da dire che la nostra, che è una professione intellettuale, è chiaro che dove c'è è vero che c'è la legge, ma bisogna saperla applicare, e poi non esiste solo la legge, ci sono anche i casi appunto giurisprudenziali, e sono miriade di casi, e ripeto, parlando della previdenza, a volte è difficile per noi individuare effettivamente il problema e capire, ecco, e questo era l'argomento del giorno, e capire come tutelarvi appunto nei confronti della pubblica amministrazione. Io una cosa che consiglio sempre: la pubblica amministrazione non deve far paura,
quando vi arriva un provvedimento da parte, appunto, adesso noi parliamo dell'INPS, ma è chiaro che ci riferiamo anche a delle casse private, perché ci occupiamo anche di casse private, quindi possono essere tranquillamente anche la cassa forense, la cassa geometry, la cassa biology, sono tantissime, cassa Tutto. appunto, tutte quelle che riguardano le categorie professionali private e i liberi professionisti, e quindi cassa architetti, eccetera. Abbiamo riscontrato sicuramente più velocità, rapidità e organizzazione, velocità nel rispondere, chiaramente delle casse private. L'INPS tende a avere meno velocità, per dire un eufemismo, nel risponderci, anche se noi facciamo in modo di ottenere comunque una risposta, perché ricordatevi che è vostro diritto. Oltretutto la pensione e tutto ciò che è correlato è un diritto personale e assoluto, nessuno ve lo può togliere. Tutto ciò che è correlato intendo non solo la pensione di anzianità, chiaramente c'è la reversibilità, ci sono le prestazioni assistenziali, ci sono una miriade di prestazioni a cui alcuni a determinate condizioni hanno diritto, sono tutte appunto diritti molto personali che nessuno vi può togliere. Poi, chiaro, ci sono delle regole da rispettare, per esempio se avete un'invalidità non dovete superare un determinato reddito, queste sono regole base che in realtà anche un patronato è in grado di dirvi. Dovrebbe. Ma io dico dovrebbe perché purtroppo non sempre è così. E lo stiamo vedendo anche in questi giorni. Detto ciò, cioè appunto la tempestività è una delle prime cose, cioè quando vi arrivano queste materie, scusate, questi provvedimenti, queste ingiunzioni, richieste, ma anche da parte dell'Agenzia delle Entrate, se non dell'INPS, dovete assolutamente fare subito chiarezza con un professionista. Per capire, se non altro, cioè la prima consulenza, che per qualcuno a volte può essere l'appuntamento classico inutile, in realtà tutt'altro che inutile, perché vi fa capire, dato che leggendo il provvedimento veramente spesso si brancola in una confusione e in uno stato di appunto incertezza, che cosa questo indebito, a che cosa si riferisca, perché poi spesso oltretutto vengono notificati, vengono mandati indebiti a distanza di anni, e ricordatevi che comunque anche la prescrizione è da rispettare, piuttosto che insomma ci sono delle regole da rispettare che previste anche in delle circolari INPS che conosciamo noi addetti ai lavori, che ovviamente non si pretende che un cittadino, un pensionato, un lavoratore possa conoscerli. E quindi andare dal professionista esperto è anche questo, cioè con un appuntamento allora so che se mi tirano via i soldi, detto in parole povere, se mi danno l'esecuzione sul provvedimento allora è giusto, oppure no, so che posso oppormi anche lì entro un determinato tempo, che di solito è molto veloce, perché è il massimo di 90 giorni. Quindi non demordete, cioè io voglio far passare questo messaggio che appunto, come vedete, le sentenze positive ci sono quelle negative, quelle positive. E poi appunto nel caso della pubblica amministrazione abbiamo anche un passaggio precedente che è quello appunto dei ricorsi amministrativi, delle istanze in autotutela che facciamo noi per darvi un aiuto e per poterle fare appunto in maniera più corretta, con i giusti riferimenti normativi, giurisprudenziali. È un grande aiuto poter avere un passaggio che è un passaggio obbligato precedente, non è una perdita di tempo in realtà, potrebbe essere vista così, ma in realtà il ricorso amministrativo, che però non è sempre, cioè sottolineo che è facoltà dell'INPS, esatto. non è sempre in realtà, non è un obbligo rispondere per l'INPS, che anche questo lo trovo assurdo, però vabbè, questa è una mia personale opinione. Noi facciamo in modo che ci rispondano, facciamo dei solleciti, eccetera. Però questo ci consente magari di appunto avere un primo step in cui si può dialogare con il comitato competente, di solito che è sempre formato da INPS, dai funzionari INPS, ed esprimere le nostre ragioni, ecco, se ci sono. Per esempio, proprio ieri noi seguiamo anche dei componenti di diciamo che fanno parte di categorie di invalidi, di sordomuti, eccetera, che sono arrivati proprio da noi,
e ne sono sempre di più. Ci sono in particolare due di loro, uno è sicuramente appunto per il quale abbiamo già mandato un ricorso, adesso tra l'altro sta per scadere i 90 giorni, i primi di maggio. Io vi dico, la signora è sordomuta, quindi non è in grado, se non proprio, diciamo, le attività quelle più, cioè non è che è in grado di fare tutti i lavori, ovviamente essendo sordomuta, cioè è palesemente con certificati alla mano invalida. In quel caso il 100% gli è stato riconosciuto, ma, scusate, un po' di allergia, non gli è stato dato l'assegno di invalidità. Certo. E questo chiaramente l'ha portata a fare Facciamo poi un una ricorso. pausa, Meno male perché sto morendo. A dopo. Pausa. Per la tua pubblicità visita il sito radiolibertà.net. Un nuovo modo per sostenere la tua radio. Visita radiolibertà.net. Ti basta un click e potrai versare il tuo contributo volontario direttamente online. Potrai donare con ogni tipo di carta di credito, anche prepagata. Ti aspettiamo online su radiolibertà.net. Sostieni la tua radio con il tuo contributo volontario. Radio Libertà. La tua radio. Diamo voce alla nostra gente. Ehi tu, non trovi più il segnale di Radio Libertà sulla tua radio DAB? Non disperarti, risintonizza. Sì, ma come? È facile, tasto menu, poi scegli il tasto corrispondente alla ricerca automatica dei canali, attendi qualche minuto e tutte le stazioni DAB della tua zona saranno disponibili. Stai ascoltando Radio Libertà. La tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Di nuovo a voi la linea. Sì, eccoci, bentornati all'Avvocato Risponde. E per chi si fosse collegato in questo momento, stiamo parlando appunto delle, come dire, stiamo suggerendo di intervenire e essere tempestivi quando, diciamo, vi capitano dei problemi, dei provvedimenti, delle richieste che vi fa l'INPS, e di non temere di affidarsi a un professionista, perché potreste scoprire che magari il vostro provvedimento si può opporre oppure no. Ecco, quindi è fondamentale la nostra, cioè noi facciamo di solito un primo appuntamento in cui proprio facciamo questo tipo di appunto di consulenza. Dicevamo, quindi sono veramente tantissimi i requisiti richiesti anche per avere un'invalidità, per avere, ecco, il passaggio intermedio ci dà una mano, il passaggio del ricorso amministrativo, dove si possono appunto inserire tutte le argomentazioni, le difese che vogliamo, che appunto vogliamo mettere nero su bianco, giusto? E però appunto mi raccomando ai tempi, perché sia per fare questo ricorso che per poi attendere una risposta ci sono comunque dei tempi da rispettare. Abbiamo ancora il numero, cioè, magari sì, qualcuno ci è attaccato adesso. 0294 7222, mi raccomando, 029294 7222. Quindi chiaro che poi, vabbè, qualora il ricorso amministrativo non abbia avuto esito, possiamo poi, dopo i nostri solleciti, quindi veramente, come dico io, l'ultima spiaggia, possiamo poi provvedere eventualmente, ma ripeto, non è un obbligo, cioè sono tutti passaggi staccati che noi valutiamo caso a caso e a fasi. C'è la possibilità di fare poi un ricorso vero e proprio, che in questo caso stiamo parlando sempre di Tribunale del Lavoro, perché la previdenza si svolge come competenza presso il Tribunale del Lavoro e non, come qualcuno dice, sì, ma è una classica censura che fa l'INPS, che quasi è diventata quasi stucchevole, quasi, no? Perché, cioè, voglio dire, basta con questo. No, ma anche perché il TAR si è sempre saputo che riguarda interessi legittimi, riguarda questioni urbanistiche, amministrative, cioè noi facciamo questo lavoro da 20 anni su questa materia e al di là delle loro eccezioni che vengono poi appunto, non vengono considerate sulla competenza, ragazzi, sappiate che la competenza è del lavoro, punto. Certo. Cioè come primo grado Tribunale del Lavoro, ecco.
quindi abbiamo dei vantaggi perché il Tribunale del Lavoro è molto veloce. Poi è un rito molto Tu che hai agile. visto, Massimo, tu Sì, che anche sì, lavori da anni sì. e hai anche, per esempio, avuto a che fare con l'Agenzia delle Entrate Sì, e con la Commissione sì, tributaria, sì. come ti senti Ma dalla allora, procedura? innanzitutto, i depositi in commissione tributaria telematici Mm. sono difficilissimi da fare. Il nostro deposito, prima tecnologicamente, il nostro deposito come avvocati, nel PCT si chiama così, è veramente efficace. Quindi questo è una cosa favorevole. Cioè, in giro in 2 minuti depositi un atto. Il ricorso in commissione tributaria, sia di primo grado che di secondo grado, c'è da fare sessione della croce. Sì. Vogliono i PDF Complicato. vogliono la procura firmata con cioè delle cose, il deposito ci metti mezza giornata. L'avvocato Leonardi fa anche tributario. Questa è una roba vergognosa, perché Però sì, questi depositi, cioè è una roba che non si può sentire, che uno ci mette mezza, ma vi posso assicurare che ci sono colleghi che sono avvocati, che non fanno tributario, che quando gli capita una cosa di tributario, magari vogliono cimentarsi, a volte desistono, mi chiamano e dico Massimo fallo tu perché io non riesco a... Cioè è una roba da spaccarsi la testa. Magari rischi di sbagliare. Assolutamente sì, cioè, anche cose di PDFA, ma che vuol dire? Ma io carico un PDF, lo firmo digitalmente, perché deve essere in PDFA? Bene, il sistema te lo blocca. Poi è tutta una schermata molto più difficoltosa, farraginosa. Questa è la prima differenza fondamentale. Poi in commissione tributaria la qualità dei giudici è molto scadente, molto scadente perché prima della riforma poteva essere giudice anche un perito agrario addirittura. Senza addirittura. Adesso è stata riformata, hanno finalmente messo l'albo unico dei giudici, però quelli che erano ancora vecchi sono ancora in corsa. Tutto il rispetto. Rispetto a una sicuramente sì, però tecnicamente non c'è paragone. Un giudice della Repubblica Italiana, che sia dell'INPS, che sia di sezione lavoro, è un giudice che ha fatto un esame durissimo ed è preparato. In commissione tributaria purtroppo il livello è un po' basso, anche il discorso sulle sentenze non sono motivate, scrivono 2 righe. Cioè, vedete, io voglio anche, come dire, trasmettere ai nostri ascoltatori che dietro, perché poi spesso ci si lamenta dei costi, e su questa cosa io mi batto perché effettivamente, sì, io lo capisco, sono costi. Anche ieri parlavo con una nostra cliente, comunque gli abbiamo fatto, ovviamente noi siamo disponibili anche a fare rate, veniamo incontro alle persone, ma ci teniamo che i vostri diritti vengano veramente tutelati quando c'è la ragione. E quindi, cioè, mi dispiace se una persona desiste, magari per dei costi che però... perché poi voglio anche dire, dietro al costo... C'è tutta un'attività, sì, esatto. come stavi descrivendo tu. Cioè, ragazzi, sono stress pazzeschi, cioè, voi non potete immaginare. Cioè, non è che tu dici faccio solo l'atto, lo devo monitorare, lo devo notificare, devo guardare le relate di notifiche. Anche queste procedure di deposito. Adesso abbiamo vinto la sentenza, pensate, bisogna scaricare la sentenza al PCT, bisogna preparare la relata di notifica, cioè capite tutto questo. Cioè c'è tutta una serie di attività che per carità fanno parte del lavoro, però sono comunque veramente un altro lavoro. Il compenso anche. Cioè veramente un altro lavoro, oltre al fatto di scrivere e, come dire, trovare le difese giuste, quello è proprio un altro lavoro. Per fortuna, appunto, cioè lo si fa, però appunto i soldi, gli onorari richiesti, cioè tengono conto anche di questo. Io capisco che chi non fa il nostro lavoro non sa cosa c'è dietro, ma è ovvio che cioè, spesso gli onorari, poi oltretutto per le parti giudiziali non si va tanto lontano, non si scappa, nel senso che sono tutte tariffe che potete anche guardare presso il Ministero di Giustizia, perché c'è il decreto ministeriale, quello l'ultimo del 22, quindi cioè, voglio dire, non ci si inventa nulla. In base al valore di causa ci sono determinati parametri, range in cui subentra la causa. Poi, per esempio, mi vengono in mente così, Max, anche noi seguiamo anche cause chiaramente civilistiche, perché ci capita che dei clienti, nostri già clienti, abbiano fatto anche questo tipo di richieste. Stiamo facendo una causa, o meglio, non ancora, ma comunque... Veramente la faremo. Esatto, contro un grosso colosso, non è che proprio stia andando benissimo, ma è ancora un colosso, praticamente nell'arredamento, nel settore. Anche lì, cioè, comunque abbiamo dovuto mandare 3-4 mail PEC perché il collega non rispondeva per la negoziazione, poi chiamarlo, poi... Cioè, insomma, adesso non è che voglio dire che una chiamata ci disturba. No, però un tempo, tempo professionale. Noi dobbiamo dirlo. Cioè, noi abbiamo un costo orario, non è che siamo come gli avvocati. Io spezzavo la lancia contro certi avvocati che rovinano la professione. Cioè, io vengo pagato molto bene, posso anche dirlo, anche avvocato collocati, molto bene rispetto alla media,
Ma garantiamo, sì, ma garantiamo un'assistenza continuativa. Esatto. Cioè, capite? A me non mi interessa se uno non vuole corrispondere, vada da un altro che lo fa gratis. Quindi questo è il lavoro, va corrisposto, Certo. e bisogna scegliere professionisti che danno l'anima per voi. Quindi non dovete poi, se dubitate, a questo punto sceglietene un altro, finché trovate quello che vi ispira fiducia, che vi trasmette serietà, di cui vi fidate. Se vi chiede 100 vuol dire che è 100, non è che chiede 100 perché è 100, chiede 100 perché è giusto 100. Essere no? trasparenti, C'è cioè, un nel tariffario, momento in cui, esatto, quello che c'è dici- un tariffario, viene giustificato. tutto viene scritto e giustificato nel momento in cui poi chiaramente voi potete scegliere, siete liberi di scegliere, però ecco, ci tenevo a anche, come dire, rappresentarvi delle ulteriori e correlate attività che effettivamente, cioè, richiedono tempo, pazienza, costanza e tutto E quanto. poi Quindi, in generale c'è anche questa, non siamo il mercato, cioè nel senso esatto. che un professionista serio, se è serio, va individuato anche sul fatto che il compenso è quello. Sì, esatto. Ci può essere, per Per amor di esempio, Dio, un piccolo sconto, ma aggiungo una cosa. queste cose di... Aggiungo una cosa, noi abbiamo e lavoriamo con altri collaboratori, abbiamo uno psicologo, abbiamo un medico legale, abbiamo anche una consulente bravissima che appunto ci serve per tutta la parte di analisi previdenziale. Ricordiamo che anche chi deve andare in pensione può, ecco, questo è un tema che mi piace dire, Massimo, perché Sì. ho notato che molti si informano, eccetera, sono stati dai patronati, Certo, tipico. hanno avuto una magari stima così blanda di pensione, i patronati li liquidano, o anche altre associazioni, con un ok bene, con un foglio, con 2 conti che chiaramente magari a volte sono anche incomprensibili. Cioè la differenza, non voglio sminuire il loro lavoro, ma posso dire che il lavoro della nostra consulente è molto, giustamente ben pagato, ma molto professionale e preciso. Lei fa un report scritto dove Addirittura a non è volte che fa vi anche dà un solo dei parere, a conteggi. volte fa anche Esatto, un è proprio un parere. Non è che vi dà solo dei conteggi. Intanto lei è comunque, vuol dire, una professionista individuale, laureata, che ha fatto appunto l'esame di consulente, quindi voglio dire, ha studiato solo e esclusivamente per queste cose, quindi non è che fa di tutto. E poi vi dà un report scritto in cui si individua proprio a caso qual è la strada, il percorso, che a volte ce ne giusto sono magari anche di più. Per esempio l'altro giorno un signore non sapeva che si poteva riscattare, che lui riscattando il militare poteva avvicinare i suoi anni alla pensione, no? Cioè poteva appunto ridurre gli anni che gli mancavano per la pensione. Questo lui mi ha detto, io mi sono rivolto a un patronato e non mi è stato detto, che è un po' la base, Certo. a mio avviso, però vabbè. Però. E cioè la consulente gli ha fatto un bellissimo parere e almeno questo, insomma, cioè, era soddisfatto, e ciò gli ha permesso anche, perché poi appunto si tratta di scelte di vita, cioè di andare in pensione, di fare anche Impattano dei soldi, di fare anche altri tipi di scelte, di appunto magari dove andare a vivere, o non so, di famiglia. Quindi insomma, non sottovalutate, specialmente se avete dubbi, anche siete già in pensione, c'è sempre la possibilità anche di fare queste verifiche, ma non sottovalutate anche qualora, anzi soprattutto consiglio di fare questi report, eccetera, soprattutto quando state per andare in pensione, giusto Marco? Assolutamente sì, anche in questo caso è un sintomo di grande scrupolo e di grande attenzione, perché avete versato un sacco di soldi per tutta la vostra vita, quantomeno abbiate il verificare che siano corrisposti in modo giusto. Soprattutto per chi magari ha diverse gestioni, perché magari ha fatto diversi lavori, no? Cioè magari è stato dipendente, poi ha aperto una partita IVA, poi ha avuto diverse gestioni. Quindi questo fondamentale, mi raccomando, un po' prima, in linea di massima, dell'anno in cui dovrete andare in pensione. Anche qualche anno prima va benissimo, chiaro che vale la legge del tempo in cui viene fatto, però anche qualche anno prima va benissimo. Bene o male, le regole generali pensionistiche è difficile che cambino, può cambiare qualcosa come in questi ultimi anni relativa alla pensione anticipata, alle varie appunto agevolazioni che ci sono state per le madri, assolutamente, per le donne, dove si cerca di dare anche, come dire, a loro una possibilità anche di essere madri. Quindi, insomma, come vedete, tutte le figure sono importanti. Assolutamente sì, assolutamente sì. Tutte le figure sono importanti, e anche in ambito condominiale, che facciamo un piccolo cenno, che abbiamo avuto la signora, è sempre un argomento che dà
è sempre interessa a tutti, perché chi non ha mai avuto Anche lì una causa i condominiale periti sono fondamentali, cioè no? giustamente poi noi facciamo le cause, però a me piace vincere sinceramente, non è che penso tanto Ecco. perdere, ecco, quindi no, però sai, alcuni fanno le cause, penso senza No, però, anzi piuttosto però vediamo a volte delle azioni, esatto, io sinceramente mi si storge il fegato quando perdo, quindi sono più dispiaciuto io rispetto a clienti. Immaginate voi se io mi butto a fare una causa senza che ho in mano insieme a Avvocato Collovati delle prove cioè precostituite come attraverso professionisti, perizie, cioè esatto. non si può chiedere risarcimenti di migliaia di euro senza aver avuto Senza un danno. Io ho fatto una causa di un'alluvione, pensate un po', difeso uno alluvionato, ma sapete quanto gli ho fatto spendere a questo qua? Gli ho fatto spendere una barca di soldi, ma adesso lui mi dice avvocato niente. Ho detto, se lei non vuole spendere questi quattrini, vada da un altro. Bene, poi mi ringrazierà perché abbiamo fatto fare la perizia dell'ingegnere ambientale, la perizia dell'agronomo. Sì, bisogna come provi il danno, Celeste, alluvione? No, se no è facile dire sulla bocca di tutti, è sulla bocca di tutti dire io chiedo il risarcimento danni, a volte le persone fanno così. Ho capito, ma per chiederlo devi dimostrare il nesso di causalità e che... il discorso dell'INPS sono sbagliati i conteggi. Chi lo dice? Leonardi? Sono commercialisti, sono mica un consulente del lavoro, ma anche se fossi, anche se sono commerciale potrei esprimere, ma sono ovviamente difensore, non sono... Quello che noto è che spesso le persone, magari non facendo il nostro lavoro, pensano che l'avvocato debba sapere tutto. Ah beh, ma se lo dice l'avvocato, in realtà noi vi diamo la difesa, possiamo scrivere, possiamo fare il ricorso, andare in causa, però poi queste figure sono fondamentali perché appunto non possiamo essere, ma anche per stabilire i gradi di invalidità. Certo. Cioè io l'altro giorno, non so chi, un po' di tempo fa, un signore mi ha detto, ma io, che avevamo assistito insieme ad un appuntamento online, ma io ho una depressione. Ma vabbè, allora... però io non so che punteggi ha. Cioè, infatti gli ho consigliato una visita medico-legale, perché io non conosco, non sono un medico, sì, cioè poi, mi piacerebbe magari. Sì, ma io poi non faccio neanche lo psicologo oltretutto, che mi ammorbate su, cioè nel senso, giustamente, non è che... quella figura, per esempio, se volete, perché negli anni abbiamo imparato che un team con più professionisti, meglio ancora se sono nello stesso, è un caso eccezionale. Professionisti. No, ma l'avvocato Leonardo è un caso eccezionale che fa anche il commercialista, è uno dei pochi. Certo. Quindi tant'è vero che c'è un'associazione. È vero, sì, l'associazione, bravo. No, certo, grazie. No, l'associazione avvocati commercialisti. Siamo in Italia, pensate che fatica che stiamo facendo per avere conosciuta questa doppia qualità. È una cosa vergognosa. Cioè, fossimo in America saremmo già... Sì, però di fatto una battaglia senza probabilmente i miei figli, se li avrò, probabilmente avranno beneficio se faranno questa professione. Noi stiamo battagliando per avere dei riconoscimenti, tra i quali come minimo un'iscrizione di diritto all'albo dei CTU, cioè avvocato e commercialista, oppure per esempio per la nuova classe professionistica che magari adotterà delle compatibilità con gli esami di Stato. Io ho dovuto fare l'esame di diritto commerciale all'esame di Stato da commercialista e quello da avvocato, una cosa inaccettabile. Cioè, voglio dire, una cosa vergognosa. I crediti formativi, noi dobbiamo fare doppi, cioè una roba vergognosa. Non parliamo dell'esperto di negoziazione, insomma non c'è, è una battaglia che stiamo facendo, quindi sono le caste delle casse professionali che non mollano, perché il nostro obiettivo sarebbe addirittura creare un albo, perché un albo apposta, perché è una professione che ancora... c'è anche per gli avvocati dello Stato. Assolutamente sì, è una doppia specializzazione che deve essere riconosciuta. Bene, come al solito in Italia non si può fare niente, cara Celeste, la riforma della magistratura incentiverebbe anche magari dei ragazzi a avere una doppia... A noi ci stanno facendo battaglie, la cassa dei commercialisti e la cassa dei avvocati, quando sanno che c'è questa doppia, hanno paura di perdere la loro, capito? E quindi noi invece non vogliamo assolutamente tutto ciò, vogliamo semplicemente che venga valorizzato, categoria o quantomeno che sia... Adesso io dico, quello degli esami di Stato è un qualcosa di assurdo. Un esame di Stato è un esame di Stato. Non è che è un esame di Stato di serie B o di serie A. Se la materia di diritto commerciale e diritto tributario è compatibile alle due professioni, devi sostenerla una sola volta. Chiaro. Io non sono quello che se ho sofferto io voglio far soffrire anche gli altri. Certo, lo so bene. Cosa abbiamo passato? Quindi, esatto. Quindi io non è che voglio osare, io voglio dire che quella nuova classe, anche perché se vogliamo differenziarci, dato che ci sono 270.000 avvocati, è giusto che chi vorrà fare questa cosa non è che abbia il percorso ostacolato a vita, può essere un percorso. Non si riesce, Celeste. Quindi abbiamo
questa associazione che ha sede a Roma, io sto andando, ma è difficile perché poi tutti abbiamo anche altri impegni. Quindi, certo, speriamo dai, che un giorno possa essere... Speriamo. Però ecco, avere una doppia qualifica, una doppia laurea non è da tutti, quindi a parte l'eccezione dell'avvocato Leonardi, per il resto siamo tutti singoli, Sì, no? ma voglio dire, Celeste, anche io comunque che potrei, certo, ma anche io Celeste che in fase di causa potrei sicuramente dire la mia in ambito fiscale e tributario, non è che me la canto e me la suono, se sono il difensore posso esprimere la mia difesa, ma sul parere tecnico, fiscale e tributario, ben lungi da me da dire sono anche commercialista, chiamerò un commercialista a parte che sarà il nostro CTP, si lavora così, noi lavoriamo così, cioè non è che con la causa previdenziale avrei potuto magari mettermi anche io, ma che figura è? L'avvocato che fa anche... No, vabbè. ma non va bene, Non va nel bene, senso, esatto. Quindi, ognuno deve avere il suo ruolo. E soprattutto ricordatevi che il giudice apprezza molto un professionista che in modo ordinato prepara una causa. E lavora con collaborazioni, certo, con un team. Non con azzecca garbugli che fa richieste milionarie, sulla base di cosa? Allora, le cause ci sono, i tribunali sono intasati, i giudici sono nervosi ed è giusto, anche comprensibile. Perché ne hanno tante. Ne hanno tante, sono azioni alcune che non hanno alcun tipo di senso. Quindi bisogna, per avere possibilità di successo, di pensarci bene, farla bene, dire già i costi quanti sono, perché è una cosa importante. Sì. Perché non è... La chiarezza sui preventivi è... Noi lo facciamo sempre. Poi un'altra cosa, ma sì, ma fanno appello. Ho capito, ragazzi, ma voi, ecco, ChatGPT, usatelo su questo. Cioè, prima di fare una causa, informatevi su ChatGPT, dite, ma dopo il primo grado c'è anche il secondo, e poi c'è anche il terzo, no, perché qua sembra che a volte tu comunichi una cosa e dici, non lo sapevo, ma come non sapevo cosa? È come se uno ti ferma un vigile in corsia preferenziale, non lo sapevo, ignoranza legis non excusat, cioè se tu fai una causa... questa è proprio la base. La base, cioè devi informarti. Di giudizio in Italia. Però tra volte subiamo anche questi, tipo, non me l'ha detto avvocato, non sapevo del contributo unificato. No. No, ci sono anche delle tasse da pagare per fare depositare. Noi scriviamo tutto, ma ripeto, anche quando scriviamo, dato che sono cose tecniche, prendete la nostra mail e mettetela magari nel laboratorio, così vi interpreterà quello che abbiamo fatto. Però noi tendiamo a essere sempre chiari anche sulle spese vive, su quello che sono i preventivi. Che oltretutto rispetto a un tempo sono anche, perché un tempo c'erano anche le barche da bollo, eccetera, adesso sono anche un po' meno, per fortuna. Poi ripeto, se ne vale la pena, cioè a me questo che Massimo mi dispiace, un po' mi dà anche fastidio, perché purtroppo io so, essendo dall'altra parte come te, io so che sicuramente affrontare una causa non è il massimo, insomma, non è una passeggiata, però se la ragione c'è e qui... Insistere. Esatto, come dici tu, e qui dovete essere appunto muniti di difensore molto bravo e serio e di cui avete fiducia, perché sennò non cominciate neanche. Se la ragione c'è, perché mollare? Cioè, dovete andare avanti, dovete perseguire, perché noi abbiamo esempi appunto di soddisfazione. Assolutamente, bisogna... Abbiamo annullato, io non voglio pararne addosso, però io e l'avvocato Leonardi abbiamo annullato dei provvedimenti INPS che lasciavano da infarto, cioè di 100-200 mila euro. Allora, noi diciamo sempre... Lo diciamo sempre, avrebbe dovuto vendere la casa, certo. Cioè, e invece adesso ci ringrazia. Sì, noi diciamo sempre, io dico sempre anche sui miei social, video, avvocato, come attacco, dice avvocato delle cause perse, io sapete come rispondo? Sì? Sai, io su TikTok, io mi espongo tanto, se ti esponi è come Trump adesso. Trump, se stesse fermo come ha fatto Joe Biden non succederebbe niente. Uno che si espone nella vita è soggetto a critica o non critiche. Io mi espongo sempre con grande rispetto, subisco delle grandi critiche e anche degli apprezzamenti. Le grandi critiche sono a volte tipico avvocato delle pause perse. Sapete cosa rispondo io? Ma sono anche contento di esserlo, perché tutti perdono e tutti vincono. Certo, non si può sempre vincere, quindi bisogna anche saper perdere e a volte dalle sconfitte si diventa ancora più forti. Quindi anche un avvocato che diffidate dai professionisti, che dico io, dico sempre, certo, fidatevi, hanno perso tutti i più grandi, ha perso il professor Taormina, quindi succede di perdere e di vincere, ma la cosa ideale anche perché c'è una parte di imponderabile, soprattutto però la cosa fondamentale è sapere che quando perdi hai previsto tutte le possibili variabili, certo. Tu hai detto al tuo assistito che hai fatto il possibile, certo. Dopodiché poi ci sono sempre i giudizi e possono essere ribaltate anche le cose. Questo ti dicevo, l'aleatorietà non si può... Scusate, se il processo Stasi con una condanna definitiva, ormai ci sono questi avvocati che sono praticamente vivono, mi piacerebbe sapere che tipo di professione fanno i nostri colleghi. Questo nel penale purtroppo, dico purtroppo perché anch'io come cittadina in quel caso ha creato ancora più però scompiglio. però fa un po' ridere questa cosa, perché
permettimi, anche in questo dibattito che sta andando avanti. Perché le persone, secondo me, potrebbero anche immedesimarsi e dirsi: ma se il prossimo sono io che mi Sì, accusano... ma soprattutto però bisogna anche dire una cosa, signori, questa tematica di dibattito di Stasi, dal mio punto di vista, è di una gravità estrema, perché vengono fatti dei procedimenti in televisione. Ricordiamoci che Stasi, allo stato attuale, è un assassino, è condannato in definitivo. Quindi è un qualcosa di allucinante che viene a proporre ancora. Io trovo Facciano, ha ragione l'avvocato Aiello, facciano riesame. C'è uno strumento. È allucinante che dopo 20 anni sì, però si sia riaperto tutto. Sì, ma riaperto, ma E in televisione certe cose però, non- scusami, perdonami, in televisione, perché No, 2 anni però che... sì. no, perché qui dobbiamo anche basarci su aspetti processuali. Certo. Presentino un riesame. Un riesame, Cioè, sì, se no, come il penale. scusami, se no, cioè, è l'unico strumento. Il signore è un Resta il assassino, fatto, è beh, condannato. al momento, certo, E quindi finché non c'è un'altra brava, sentenza. io capisco se fosse Però- un grado di appello, ci fosse ancora la Cassazione, però dico, anche il cittadino che vede se questo, fosse veramente così, che non è lui questo, ma a me capisci che io sto facendo un altro discorso, sarebbe veramente, cioè io capisco Celeste, che le persone veramente, Celeste. possono avere ancora paura. Ma le persone avevano di l'opportunità di fidarsi cambiare, e hanno votato no. Ecco, questo è quello l'Italia, no? Questo è l'Italia, no? Poi bisogna basarsi sui dati. Quindi gli italiani che guardano questo show e dicono che vergogna, Carlasco, e poi si indignano, hanno avuto la possibilità di cambiare e hanno detto che va bene così. Quindi stiamo zitti, state zitti, e beh sì, Vabbè, sì, comunque. se è stato fatto questo, vuol dire che allora la maggioranza del popolo italiano, perché il popolo sovrano, ha deciso che va tutto bene. Quindi godiamoci i prossimi dibattiti di Stasi. Noi invece ci basiamo su quelli che sono i processi. Brava, bravissima. Io sicuramente non vado. Faccio penale, quindi... Ma in ogni caso noi anche in radio non è che diciamo che abbiamo una sentenza, tutto quello che diciamo è sempre documentato, fatti reali, questo certo, quindi... anche le nostre, vi portiamo sempre esempio dei nostri casi proprio per quello, perché vogliamo essere concreti. Comunque io credo che il tempo ormai sia... Siamo ancora un minutino finale, insomma, per parlare un po'... A maggio, che tu mi abbandonerai per un paio di settimane, ci sarà anche una puntata col notaio. Ah sì, brava. Sì, volevo... Invece giovedì prossimo, non te l'ho ancora detto ma te lo dico adesso, ti pronuncio questo collega che anche lui è avvocato commercialista specializzato in pianificazione fiscale in caso di successioni. Io ho convinto a intervenire 10 minuti, un quarto d'ora, ci parlerà di quanto è importante anche l'aspetto successorio, pianificare eventuale passaggio generazionale. No? Ecco, sarà un interessante, secondo me, intervento. Giovedì prossimo, 10 minuti, un quarto d'ora, interverrà con noi e lo conoscerete, tra l'altro. Cosa è? Poi tu avrai il notaio dopo, giusto? Sì, il notaio a maggio verrà, e visto che è un po' che non... Malta, notaio Malta? Sì, notaio Malta, finalmente, che ecco, notaio Malta, che mettilo sotto torchio, il notaio Malta. Sì, appunto, facciamolo parlare di nuove novità. Mettiamolo sotto torchio, anche... possiamo fargli un'anticipazione di quello che potrebbe essere un nostro quesito sul discorso agevolazione fiscale del 110, sulle donazioni, plusvalenza, quel tema della plusvalenza che è interessante, che stiamo vedendo, è quello, sarà una domanda che tu dovrai fargli in diretta, e il notaio Malta così dirà bene cosa ne pensa, e tutto qua, insomma. Comunque secondo me è stata una puntata come al solito interessante. Esatto, poi se volete potete comunque trovarci sui social, sulle nostre pagine, sui nostri siti, basta mettere il nostro nome, ormai ci si trova, non ci nascondiamo. Assolutamente. Oppure studio legale @dirittissimo.com, potete chiedere alla regia se avete bisogno di noi siamo sempre disponibili, anche appuntamenti online, non è un problema se non siete di Milano, di Torino. Sì, siamo ovunque. Raggiungiamo ovunque. Siamo ovunque. Io saluto ringraziamo Natalia dalla regia, ringraziamo Antonino, direttore, come tutti sempre quanti. Tutti, e buona serata a tutti. E buon weekend prossimo, che sarà un bel weekend di sole ancora. Speriamo. Buona serata. Ciao. Avete ascoltato L'Avvocato Risponde.